Finalmente in campo dopo la lunga pausa di metà febbraio, ultimo terzo di regular season, si torna in scena anche a Scafati dove al Palamangano la locale Givova affronta la Reyer Venezia. Gameball, il duello proprio con Tessitori, lavora di perizia. Pinkins, il pallone per Mua che attacca, poi lo scarico per Robinson, questa volta va fino in fondo l'ex playmaker di Sassari. Tucker attacca dal palleggio, dentro Tessitori, extra pass nell'angolo per Casarin, grande azione di Venezia e Casarin la chiude nel modo migliore possibile. Spissu contro Rossato, va fino in fondo, l'assist per Tessitori che lavora bene eludendo la difesa di Julian Gamble. Palla alta per Cabenghele contro Nangi, tiro in allontanamento, poi il rimbalzo di Brooks per la palla ha toccato il ferro, quindi nuova azione e la tripla di Kyle Wilcher. Il pallone di nuovo nelle mani di Robinson, nell'angolo, Rivers da 3 punti, entra invece nella partita. Heidegger, la penetrazione, poi Tessitori in qualche modo, la palla arriva, Wilcher, che spettacolo, 3-6-9, Kyle Wilcher. Pinkins va a sbagliare, Nanci subito con la riapertura per Rossato che realizza dall'angolo. Furto di Spissu, il contropiede, Region Tucker carica e va a schiacciare in contropiede Region Tucker che ha fatto i 28 metri del campo in un tempo veramente minimo. La tripla di Venezia. Sicuramente non subire la loro aggressività, sappiamo che specialmente in casa sono molto aggressivi, dobbiamo giocare più intelligenti, correre di più, niente, abbiamo un buon vantaggio, cerchiamo di mantenerlo. Poi ricezione interna di Tessitori, gran lettura di Venezia che gioca a memoria, Heidegger da 3 punti. Robinson che prova ad andare a tutto campo, poi fino in fondo Blakes ad appoggiare con la mano sinistra e adesso è Neven Spacchia che non ci sta. Uno contro uno, accetta il cambio Cabenghele, Blakes li tira in faccia, la tripla di Jerry Blakes. Heidegger e adesso sono 13 punti di differenza. Wilcher, Casarin, la palla nell'angolo, magica per Heidegger. Gerald Robinson, Cabenghele a chiudere Rossato, poi ritorna Casarin, 4 secondi per andare al tiro, ancora Capitan Rossato, gran canestro di Rossato. Wilcher ci prova ancora dall'arco, ha una facilità di tiro il canadese. Amar Sims realizza il più 28 di Laga Venezia. Tanto la palla rubata da O'Connell che si produce anche lui. Annullato anche il 24 secondi proprio per far finire il tempo. 95-66, finisce qui al Palamangano di Scafati. Siamo stati molto bravi, non era una partita scontata, soprattutto dopo 2 settimane di stop. Ci siamo comportati molto bene, abbiamo fatto un buon lavoro questa settimana, quindi sono molto contento di me e di tutta la mia squadra, anche perché senza la squadra non riesco a giocare bene.